L'Associazione Amici di Sardegna è da anni impegnata per salvaguardare e valorizzare la necropoli punica di Turigevio. Allora, cosa si potrebbe fare che non si è fatto? E cosa per aprire totalmente al pubblico la necropoli? Ma penso che prima di tutto ci sarebbe dovuto preoccupare del far capire ai cittadini e residenti, insomma, l'importanza del sito. L'importanza del sito, quindi in qualche modo aiutare i residenti a comprenderne la reale importanza. I residenti dove? Residenti di Cagliari e Ah, soprattutto di quartiere. quindi alla base è una pubblicità. Alla base è un forte processo di educativo, un processo culturale che permettesse ai residenti di comprendere la reale portata del sito, quindi una alfabetizzazione culturale. Contestualmente a questa attività si sarebbe dovuto, o si potrebbe ancora fare peraltro questo, una apertura degli spazi, quindi aumentare diciamo, l'attuale percorrenza che è minima, ma quindi non dico di raddoppiarla, ma forse anche triplicarla, consentendo anche ai visitatori di avvicinarsi di più alle tombe stesse, non essere allontanati da una ringhiera che distacca, che non crea E questo questa. si potrebbe fare con costi limitati, secondo lei? Sicuramente sì, sicuramente sì. Il problema è che quando ci sono questi lavori si pensa sempre di spendere di tutto e di più. In realtà abbiamo tantissime associazioni, a parte la nostra, ma a Cagliari abbiamo tantissime organizzazioni culturali credibili che possono, con costi veramente bassi, attivarsi per gestire dei percorsi di fruizione, dei percorsi di conoscenza. E l'importante è che queste associazioni abbiano la possibilità di gestire non in via incidentale come capita con monumenti aperti una volta all'anno da 20 anni, ma quotidianamente per un anno. Chiaramente se poi la cosa non dovesse andare si cambia, l'affidamento può essere revocato. Ai cittadini sta costando molto il fatto che sono stati interrotti i lavori con l'impresa che ha chiesto i danni, quindi questi danni sono pagati i cittadini. Secondo lei Certo. sarebbe andato bene lasciare così come era il progetto, senza interromperlo? Ma io credo che il male minore sarebbe stato proprio questo, ovvero sia a suo tempo, secondo me, secondo noi c'erano i margini per una soluzione amichevole della controversia, bastava soltanto evitare di concedere una licenza edilizia nell'ultima parte di via Ismaglias, dove c'era una volumetria in eccedenza, e trasferirla in altri siti, quindi compensare quella mancata costruzione di edifici in altri siti. E poi una cosa sulla quale sicuramente avremmo avuto da discutere era quella di evitare di utilizzare il canyon come asse di collegamento stradale. Però per il resto sicuramente si poteva evitare questa spesa. Quindi un danno che ha ritardato la fruibilità totale Totale, un danno della necropoli. non solo economico ma anche proprio culturale. Pensate anche al mancato guadagno che tutto questo ha comportato. In più, oltre a tutto questo, c'è da dire che i 92 milioni di costi, perché alla fin fine la partita si determina in questa cifra, sono a carico della collettività. Questo è un danno notevolissimo. Bene, la ringrazio. Grazie a voi.